La bandiera italiana mai nata sulle note dell'inno del popolo veneto, il tricolore viene deposto e rispettosamente ripiegato per lasciare il posto a un altro e più antico vessillo, e mentre il leone alato sale sul pennone esplode l'entusiasmo dei militanti di Veneto Stato. Veneto Stato indipendente! Abbiamo ricreato quello che succederà in Piazza San Marco il giorno sempre più vicino all'indipendenza. Ci sarà una maina bandiera dello Stato occupante e ci sarà l'alzabandiera della nuova realtà dello Stato Veneto indipendente, e alzeremo una bandiera bellissima che ci ha rappresentato per centinaia di anni, per più di un millennio. La maina bandiera tricolore è stato il momento culminante del secondo congresso nazionale di Veneto Stato. Ai quasi 300 militanti del movimento si sono aggiunti un centinaio di rappresentanti della sempre variegata galassia indipendentista nel tentativo di mettere fine alla lunga stagione delle divisioni. Il grido del Veneto deve alzarsi ancora più forte verso questo Stato qua, che in 2 anni ha provocato 50 suicidi di imprenditori e di lavoratori veneti che non riescono più a far fronte alle richieste di questo Stato mafioso, e quindi da oggi Veneto Stato aumenterà la velocità d'urto contro Roma ladrona. Forza Lucio, forza Antonio, viva l'indipendenza del Veneto! Da registrare la mancata presenza dell'ala dissidente del partito, che non riconosce la dirigenza confermata dal congresso con voto unanime e ha recentemente eletto un proprio presidente e un proprio segretario. Loro hanno fatto un congresso con 56 persone, noi l'abbiamo fatto con 300 aventi diritto al voto. Le percentuali sono 85% a 15%, significa che è chiaro che c'è una maggioranza, siamo noi, e una minoranza. Se non lo accettano se ne devono fare una ragione. Purtroppo in democrazia comandano i numeri, e i numeri sono da questa parte.